Questa mattina si è svolto un interessante convegno sulla sanità organizzato dal Partito Democratico con la presenza del senatore professore Andrea Crisanti. Questo è il terzo incontro che organizza il Partito Democratico sulla sanità. Avevamo registrato quello precedente, Sanità e Salute, che si è svolto nella sala consiliare, e lo troverete, se volete guardarlo, nel link di iscrizione. Anche di tutto il convegno di questa mattina c'è la registrazione e la trovate sempre nel link di iscrizione. L'incontro è stato particolarmente interessante, sia il professor Crisanti che la consigliera comunale Barbara Penzo hanno praticamente elencato le criticità della sanità sia nazionale ma in particolare quella del Veneto. Invitiamo a guardare il convegno perché insomma tocca tanti temi, ci sono anche degli interventi interessanti da parte del pubblico, c'è anche l'intervento del dottor Angelo Bariga ma anche di altri del pubblico. E diciamo che andando veramente a sintetizzare, diciamo, le proposte del professor Crisanti per come si potrebbe migliorare la sanità, ci sono problemi sul tavolo che sono molto importanti, il fatto che i medici stanno andando sempre in pensione, ce ne sono sempre di meno, medici di base che hanno numeri enormi di mutuati, quindi che praticamente diventano immediatamente dei passacarte, cioè praticamente rimandano gli assistiti diciamo, agli specialisti, e quindi è tutta un'altra serie di problemi, tra cui appunto il fatto che diciamo, la sanità, sempre a dire al Partito Democratico e in base appunto a quanto detto dal professor Crisanti, senatore Crisanti, il fatto che si sta andando sempre di più verso la privatizzazione della sanità. In estrema sintesi, quello che dice Crisanti per migliorare la sanità anche in prospettiva, perché bisogna intervenire adesso per avere dei risultati nei prossimi anni, è quello di staccare, c'è una proposta di legge in Parlamento, di staccare il controllo della sanità, in particolare quella in generale di tutta Italia, ma si stava parlando del Veneto, dal controllo dell'amministrazione della Regione Veneto, dalla gestione sanitaria. Secondo Crisanti, il fatto di staccare il controllore dal controllato, come secondo lui dovrebbe essere, darebbe dei benefici maggiori che quello di mettere maggiori risorse, che poi maggiori risorse non sappiamo dove possono essere reperite, vedo che tutti i settori sono, diciamo, in difficoltà e non ci dilunghiamo per spiegare quanto. Comunque, ripeto, un convegno molto interessante, una bella presenza di pubblico, un bellissimo ambiente nel appunto collocation del Palazzo Grassi, prima battuta nel giardino, poi c'è stato un po' di pioggia e c'era subito il piano B nella sala maggiore appunto della sala congressi del Palazzo Grassi. Vi invitiamo a seguire il convegno che trovate sempre nel link in descrizione. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.